Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video in real time. Siamo a Cremona e stiamo per prendere l'autostrada A21 in direzione nord. Per ritornare verso Bergamo. Manteniamola a sinistra verso Brennero, Venezia, Brescia. Entriamo in carreggiata. In caso di pioggia, 50 con nebbia inferiore a 50 metri. Autostrada A21 Torino, Piacenza, Brescia. Prossima uscita a Pontevico Becco d'Oglio. Sarà 13 km. Pontevico Becco d'Oglio 11.
corsia per lavori. Fine lavori. Prossima uscita Pontevico, Robecco d'Oglio, 6 km. A21 autovia Padana, call center 800 840 708. Oglio, fine Cremona, inizio Brescia. Avvicinamento uscita a Pontevico, Robecco d'Oglio. Verola Nuova, Casalbuttano, Quinzano d'Oglio, Pral, Bolbino, Stiano, San Gervasio, raggiungibili dall'uscita a Pontevico, Robecco d'Oglio. Pontevico, Robecco d'Oglio, uscita sulla destra. Brescia 28. Prossima uscita a Manerbio, 10 km.
Prossima uscita a Manerbio tra 8 km. A21 autovia Padana, call center 800 840 708. Controllo tra le velocità, prossima uscita a Manerbio fra 5 km. Manerbio fra 2 km. Da 700 metri uscita a Manerbio, 70 Brescia, Orzi Nuovi, Soncino, Leno, Ghedi, Bagnolo Mella, raggiungibile uscita a Manerbio. Manerbio, 70 21 Brescia. Da 500 metri aggiunta a Corsia.
Prossima uscita a Brescia Sud 10 km. A21 autovia Padana, call center 800, call center 800 840 708. Brescia Sud 6 km. Brescia Sud 4. Area di servizio Ghedi Est. Autogrill da Moil. In avvicinamento uscita Brescia Sud. Brescia Sud 35-58 Milano Linate. Brescia Centro. Raccordo autostrada Spiretto Montichiari 35-58 Milano Linate, Borgo Satollo, raggiungibile dall'uscita Brescia Sud, Poncarale. Brescia Sud 70 Brescia Centro.
prossima uscita interconnessione A4. Rivelazione customer www.autoviapadana.it. A4 Verona Venezia Brennero Montichiari, Brescia Centro 70 A4 Bergamo Milano. Seguendo dritti Bergamo Milano, voltando a destra Verona Venezia. Brescia Centro Milano Bergamo, A22 Brennero Venezia. A4 Milano Bergamo, Brescia Centro tangenziale sud. Milano Bergamo, Brescia Centro tangenziale sud. Uscita verso Milano, Bergamo, Brescia Centro, tangenziale sud. Entriamo in autostrada 4. A21 Autovia Padana, fine tratta di competenza, arrivederci. Inizio competenza, autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova. In caso di nebbia. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato questo video in real time, vi aspetto sul canale per altri contenuti di questo genere o anche video editati, vi ringrazio infinitamente, a presto!